Amici del futsal, ben ritrovati dal Pala Maggiore di Leni. L84 Torino contro CDM Futsal. I colori storici nel logo di Torino a muovere il primo pallone. Benvenuti, ben ritrovati, buon divertimento con L84 CDM Futsal. Allora Victor Lopez, schema forte con il pallone allontanato, poi il destro salvato sulla linea. Grande occasione qui per l'L84 per sbloccare il risultato. È rimasto giù Politano. Rivediamo tutto. Destro violento di Giulio de Oliveira. Parata di Politano che ingloba il pallone. Cosico. Verticale su Lugero Lopez. Primo apparizione per il pivot portoghese che arriva. Calcia col sinistro. E si crea la prima occasione della partita per lui, Lugero Lopez. Pallone che passa e finisce in porta. 13:10 sul cronometro. È passata l'L84 1-0 con un po' di fortuna. Passa la formazione di casa. Rivediamo tutto l'angolo. Imbucata la papera qui di Leopolitano a Ortisi in maniera legale. Allora prova a ripartire Cosico. Palla in banda, ha cercato il pallone verso Giulio de Oliveira. Non arriva la chiusura della giocata 3 per l'L84, 8:38. Bella ripartenza ed è stato bravissimo Guga. Avellino, così come 0-0 tra Pirossigeno Cosenza e Napoli al Pala Vesuvio. Qui ancora il palo colpito dalla L84. Sbaglia qui la CDM, allora riparte forte l'L84. Bravo qui Politano a dire di no a Cosico. Il gioco su Cosico che cerca di mettersi in ritmo. Va da Tuli che calcia col destro sul secondo palo. La ciccata di Van der Salas. Che occasione ben costruita. Torinese per adozione sportiva, ovvero Peppe Iovino. Butta Busi, solo Buta! Busi! Blackout della L84. Ha pareggiato la CDM. Che erroraccio della L84, bravissima la CDM. Butta Busi, trova il pertugio in mezzo alle gambe di Victor Lopez e fa 1-1. Victor Lopez, grande imbucata. Si riparte con la CDM, con Babris che aveva cercato Ortisi sul secondo palo. Prova a saltare su di lui Schiocchet. Vediamo se il pallone rimane in campo. È così. E allora Schiocchet in 1-1 con Ortisi. La giocata verso Raguso. Politano. Ma che bella parata. Prova a passare Ortisi. Si mette in azione personale. Poi calcia forte con il sinistro. Pallone che taglia tutta l'area di rigore. Non ci sono maglie rosse ad arrivare all'appuntamento sul secondo palo come avrebbe voluto Andrea Ortisi. Rivediamo qui sinistro, pallone che passa. Lamentava forse anche una deviazione di Victor Lopez non ravvisata dagli arbitri. Combatte, prova a entrare Babris, riparte l'L84. Lugero Lopez vorrebbe il pallone da parte di Tuli che scava e non trova la porta. Occasione enorme per la L84 con Suleiman Tuli. Ha fatto tutto benissimo, poi non riesce a dosare la scavata del pallone. Murilo Ferreira sul punto di battuta. Uno sguardo, posizionamento di Adamopoulos che libera il sinistro. Victor Lopez si fa trovare pronto. Cercata la palla dentro forte Politano. Ci ha messo la mano. Rivediamo tutto, l'angolo velenoso di Tuli, Politano non perfetto ma efficace. Palla che resta lì, attenzione, Babris, che cosa si è mangiato? Il numero 11 della CDM aveva saltato Victor Lopez. Occasione clamorosa, allora vediamo se si articola di qua con Politano. Iniziano ad aprirsi un pochino le azioni. Giulio de Oliveira si libera, destro Politano per Giulio de Oliveira, ancora Cosico, 1-1, prova ad andare destro Politano, presente ancora Cosico,
Cercata l'imbucata sul lavoro di De Oliveira. Sinistro il palo da parte di Murilo Schiocchet. E siamo già dall'altra parte però con la CDM che arriva sul secondo palo. Ortisi. Non particolarmente morbidi. Però non è fuori con il destro di Raguso. Si fa trovare pronto Politano. De Oliveira con la zampa lunga ad evitare la laterale. Poi l'imbucata qui Politano. Forse la combina ancora. E Giulio De Oliveira non perdona. E fa 2-1. 9:46. La sbloccata di nuovo l'84. Giulio De Oliveira 2-1. Con rabbia. Qui che pasticcio tra Baklanov e Politano. E Giulio De Oliveira ha sentito la porta, ha sentito il pallone e ha fatto detonare il destro. A volte è un po' pigra l'84 in queste situazioni. Qui, attenzione che è rimasto giù un giocatore della CDM. Vediamo così che cosa fa. Calcia fuori. Aspettare, qui rivediamo. Scivolata di Murilo Ferreira. Qualche dubbio lo lascia su questo contatto. Tanto risultato importante perché il sinistro del 3-1 da parte dell'84 ha segnato Murilo Schiocchet. 3-1. Osico pronto. Murilo Schiocchet. Difensive Butabusi. Per un attimo perde il pallone, vero di Murilo che consente a Politano di poterlo giocare con i piedi. Attenzione l'errore! In uscita il gol del 4-1. L'ha segnato la L84 con Giuliano Fortini che ha capito tutto. 4:58, 4-1. Ortisi e Babris qui sulla banda di destra. Rivediamo qui l'errore di Politano. Emisfero destro estremamente sviluppato per Giuliano Fortini. Guga Ortisi, fischi del palo maggiore di Leni. Guga prova ad andare con il sinistro. Bravo Victor Lopez. Pressione di Tuli che poi si rimette basso in angolo. Ortisi, la palla che arriva lì. E c'è il gol del 4-2 della CDM con Baklanov. 2:05 al termine della partita. Il gol del 4-2 mosso molto bene il portiere in movimento dalla CDM. Babris, Ortisi di prima, Baklanov e poi sì l'autogol forse di Osico. 4 secondi al suono della sirena. L'84 che dunque torna alla vittoria in campionato. Suona adesso la sirena, a posto così alla palla maggiore di Leni. La L84 batte per 4-2 la CDM grazie a una seconda parte di partita molto più incisiva rispetto alla prima. Festeggia giustamente la squadra di Diego Rios che era passata in vantaggio nel primo tempo grazie all'autogol di Politano su angolo battuto da Tuli. Il pareggio di Butabusi, poi di Oliveira a sfruttare un pasticciaccio tra Baklanov e Politano per il gol del 2-1. Schiocchet per il 3-1 su azione di rimessa laterale. Fortini in scivolata il gol del 4-1, anche qui altro patatrack causato da Politano. Infine il gol con il portiere di movimento da parte di Baklanov. La L84 con questa vittoria sale a quota 43 punti in 20 partite, consolida il secondo posto e settimana prossima, anzi venerdì, andrà in casa della Roma a cercare altri 3 punti importanti per il suo cammino, mentre la CDM incomincia a vedersi aprire le porte della Serie A2 Elite, rimanendo ferma in classifica a quota 7 punti. Con domani saranno oltre 2 mesi che la formazione di Hugo De Jesus non incanala un punto in classifica. Dal Pala Maggiore di Leni è tutto, grazie per essere stati con noi in nostra compagnia qui sul canale YouTube della Divisione Calcio 5. La linea che può tornare alla regia. Ciao!